Artistico a battere il corner, lo fa, mette al centro la sfera, pallone che sfila poi sul secondo palo, la conclusione e palla che va a finire dentro. Il gol del Cotten è stato Tinazzi quando sono passati 10 minuti di gioco. Fabio, Il servizio dall'altra parte, poi Barbarella recupera la sfera per il numero 6 in maglia nera, sul fronte sinistro c'è Mario Artistico, Artistico con il sinistro, una sentenza, 3-0 Cotton. 17esimo gol in campionato per Mario Artistico. Artistico la fa filtrare, Nolano riesce ancora a favorire un compagno, ancora il numero 6 in maglia nera. C'è ancora Mario Artistico con il sinistro, la blocca facile questa volta ed Eugenio. Rimessa battuta corta dove Artistico prova a replicare quello che ha fatto la settimana scorsa, questa volta non riesce, per poco sfiora il palo. Ancora Artistico per il numero 6 in maglia nera, ancora Artistico con il mancino, Barbarella la raccoglie lui con il mancino, la parata del portiere del Peperino che si allunga, bravo Eugenio questa volta. Artistico la mette al centro sul secondo palo, c'è Barbarella da fuori, Barbarella, 4-0 Cotton al 23esimo minuto di gioco, grandissimo gol al volo Barbarella. Artistico risistema nuovamente il pallone, proverà lui con il mancino. Va Artistico con il sinistro, cosa fa Artistico, ma l'intervento è incredibile di De Eugenio. Artistico, parte lui Artistico, pallone che sfila sul secondo palo e Cotton che mette dentro il gol del 5-1. Ora Forcina che si è allargato sulla sinistra lasciando spazio ad Artistico e Barbarella davanti, pronti a svariare e a dialogare come hanno fatto molto bene nel primo tempo. Va Artistico, l'intervento incredibile in calcio d'angolo di De Eugenio. Lancio profondo a cercare Artistico riesce a stoppare anche questa, cambio di gioco dove c'è Barbarella, dall'altra parte Barbarella sfiora il palo. È pronto Artistico, va lui, stacco di Barbarella e salvataggio sulla linea, la sfera rimane lì con Nolano, ancora un intervento incredibile. Artistico, va Artistico, De Eugenio si allunga nuovamente.